Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del campionato regionale Veneto, iniziativa proposta da tutto lo staff federale della regione, con tanto di giudici, Roberto Pederiva, Martina Be e Elena Franco, per gestire questo pacchetto molto impegnativo di atleti, una manifestazione inventata ovviamente dal Comitato Regionale Veneto. Sono Luca Sacchi, buongiorno a tutti, sono qua con Matteo Pelliciari, ciao a tutti. per raccontare di un'iniziativa che ci spiega molto rapidamente Matteo Pelliciari. Gli atleti hanno realizzato una prova tempo presso il loro impianto filmato dai loro allenatori per rispettare le normative anti-Covid, dopodiché è stato fatto tutto un intero montaggio, quindi vedremo le batterie con gli atleti che gareggeranno in 1, 2 o 3 schermi a seconda del numero dei partecipanti e noi saremo qui a commentarli. Esatto, cerchiamo di fare un lavoro quindi di raccordo di quello che è stato il lavoro iniziale di raccolta dati e soprattutto per assemblare le varie gare, per metterle in sincrono, lavoro notevolissimo da parte di tutto lo staff che ha seguito il progetto. Iniziamo con serie mista, cosa vuol dire? Con atleti di diverse categorie sui 50 delfino femminili, seguiremo l'ordine naturale del nuoto del fino dorso rana stile libero, alternando uomini o donne, e andiamo a seguire quindi il primo tuffo, situazioni di gare un po' diverse da uno all'altro atleta. Ovviamente ognuno ha potuto fare quello che poteva a casa sua, ma di sicuro l'impegno in vasca non manca, si vede subito da queste prime bracciate. Entriamo in virata con le atlete al cambio di direzione, non inganni la distanza tra le varie ragazze. Questo potrebbe portare comunque in ogni caso a delle modifiche nella classifica generale, andando poi ad assemblare i vari tempi. Prima serie comunque in ogni caso che Si conclude con Chiara Bagatella alla vittoria in 31,68, segue Camilla Cerpelloni in 31,97 e chiude Rebecca Salata con 36,94. serie mista, come dicevo, ne avremo un po' sul delfino, serie mista, atleti di diversi gruppi. I tempi dovrebbero scendere, no? Di serie in serie fino ad arrivare a quelle che poi sono state catalogate come finale, un termine un po' azzardato perché non c'è stata una vera e propria batteria, però sono stati raccolti gli atleti che hanno ottenuto i tempi migliori per ogni, appunto per ogni categoria, in modo da dare un parallelo equo. Sofia Bussolo, Federica Groppo, Emma Canova nella seconda serie. Serie numero 3, seconda in ordine cronologico di questo 50 delfino femminile. Interessante vedere comunque i diversi ingressi in acqua delle ragazze, in bordo vasca anche delle ragazze, ognuna chiaramente nelle proprie condizioni. Ogni tanto vedremo anche probabilmente qualcuno che entrerà in vasca outdoor, quindi uscirà in vasca più che entrerà. Uscirà in vasca è un termine un po' forte. Protocollo che è stato rispettato, quindi gli atleti che arrivano da una virtuale camera di chiamata per poi presentarsi all'arrivo, alcuni con costume tecnico da gare, altri con costume normale, quello che in genere viene utilizzato per l'allenamento, però un bel atteggiamento agonistico da parte di tutti gli atleti, non semplice da trovare, come non sono stati semplici per gli atleti trovare degli stimoli in un momento di ripresa con una stagione che non si sapeva avrebbe poi proposto delle altre gare. Sicuramente non è stato un periodo facile per loro, probabilmente immaginato da nessuno, e devo dire che stanno reagendo decisamente bene i ragazzi e le ragazze con questa prova tempo. Vediamo anche qualcuno con la piastra addirittura. Sì, grande attenzione, chi poteva permetterselo è quella vittoria di Sofia Bussolo in 30,75, atleta del Padova Nuoto, una donna che è giudicata dai propri tecnici una tosta, una che è ben cosciente del proprio stato, delle proprie capacità e che sa far valere la sua capacità agonistica e non solo, anche in un elemento estremamente seria. Serie 2, Sara Maragno per l'Antares, Giorgia Moscon per il Team Veneto sezione di Piave, Giulia Mattiuzzi per Idros di Oderzo e Martina Franconetti per il Team Veneto stile libero Preganziol. Ed eccoci quello che si diceva, qualcuno Usciva in acqua. usciva in vasca. L'italiano l'abbiamo lasciato a casa in questo caso. Una passerella quindi differente a seconda dei vari impianti, alcuni impianti che sono stati riservati in esclusiva
per la prova tempo per questo campionato regionale, alcuni impianti che invece erano parzialmente utilizzati, però insomma diciamo che le condizioni di gara sono veramente molto simili Sì, tra un atleta decisamente e l'altra. similari. Poi è ovvio, i riferimenti che uno trova in gara, in una gara spalla a spalla con gli altri atleti, sono ben diversi rispetto a una prova tempo che assomiglia molto all'allenamento, però vediamo alcune situazioni in cui si è cercato veramente di fare il massimo con tanto di giudici, cronometristi e tutto un apparato tecnico e non solo filmmaker intorno. Si sale di livello. Si sale di livello, la serie 2, quindi la terza che è partita, e vediamo comunque una nuotata decisamente fluida. Un buono sviluppo delle subacquee, buona ricerca della posizione, diciamo in Notiamo un mare anche- aperto quello, eh. C'è anche delle nuotate quasi in acque libere, senza corsie intorno, Ebbene e sì, siamo addirittura d'arrivo. una di quelle situazioni in cui in realtà non hai di particolare vantaggio, perché senza corsie è alquanto ondosa la situazione. E probabilmente anche qualche mancanza di riferimento, non essendo abituati. Comunque abbiamo 29-13. Martina Francoletti che va a chiudere vincendo il 29-13 la serie numero 2. Abbiamo visto anche una buona soddisfazione da parte sua sull'arrivo. Gli atleti comunque avevano attorno alla loro clac, no? La loro squadra, la loro società, il loro apparato per comunicare l'esito immediato. Ma entriamo in quella che è la prima finale categoria ragazze, 50 delfino femminile, con Gemma Dallago, Isabella Rader, Aurora Masetto e Eleonora Chemello. E siamo pronti a partire per questa prima finale con la prima medaglia d'oro virtuale da assegnare. Abbiamo le ragazze quasi pronte, arrivano dietro i blocchi, un pochino di stretching prima di partire. Un po' di ironia anche da parte dei tecnici nella presentazione del quadro che ci hanno dato delle ragazze. Ad esempio della Masetto, il tecnico dice che le gare vanno sempre molto molto forte, va sempre molto forte, indipendentemente quindi dall'esito reale, e poi indicazioni diciamo classiche, coraggio e determinazione per la Rader, oppure di precocità, gente che nuotava già a 7 anni a delfino, come il caso di Gemma Dallago, quindi molto molto rapida ad apprendere quelli che sono i fondamentali dei vari stili. Ma siamo già sulla seconda vasca che si sta sviluppando. Devo dire che comunque le ragazze hanno ben reagito, vediamo comunque delle belle nuotate tecnicamente già piuttosto avanti di preparazione, considerato quindi tutto. mi permetto di dire, Matteo, che ti stavo chiamando Tommaso, mi permetto Lo di dire, accetto. Matteo, che la Masetto farà anche dell'ironia sulle gare, però va veramente forte, perché 28 e 38 devo dire, che è Niente un male. tempo di tutto rispetto, niente male. tutto considerato. Esatto, differenziale di oltre 2 secondi rispetto a Eleonora Chemello, comunque bravissima a chiudere in seconda posizione, e quindi archiviamo la finale categoria ragazzi per entrare in finale junior. Con Arianna Zanon, Marianna Trevisan, Camilla Cuzzuol e Angelica Cappelletto. Eccole Ecco. scendere in vasca. Abbiamo Arianna Zanon del Team Veneto Centronuoto Cittadella, Marianna Trevisan del Leaders Martellago, Angelica Cappelletto che è Antares H2O Monastero, scusate, Dopo. Camilla Cuzzuol e Leaders Vazzola. Ed eccola, un vasca da 50 metri, qua è una prima differenza sostanziale, direi. Ah, non avevo notato la vasca da Mi è 50. sembrato una vasca da 50. Quindi gara tutta in salita per lei. Adesso non vorrei aver detto la bestialità. Al limite cancelliamo l'audio poi, una volta tornati indietro. Fase di preparazione, un po' di riscaldamento, un po' di sorrisi anche, perché c'è un minimo di imbarazzo, no? Nell'essere riprese così anche in solitario. Beh, devo dire che però comunque sembrano tutti aver preso anche con una certa serietà l'idea e comunque con un impegno veramente notevole. Bene sì, ecco, c'è da cancellare l'audio perché la vasca era da 25 metri. Ma ti perdoniamo, Dai, poteva va bene, essere la grazie. prospettiva. Ti ringrazio moltissimo, vediamola così. Una gara estremamente serrata questa finale juniores.
con Camilla Cuzzuol che va a chiudere in testa con 28 e 29, una gara quasi al photo finish perché Angelica Cappelletto ha chiuso in 28 e 90 per la seconda posizione. Quindi differenziali di tempo che si stringono leggermente rispetto alla categoria precedente, una buona vittoria, non in realtà un salto di qualità così rapportabile tra ragazze e juniores, i tempi delle vincitrici sono veramente vicini, per cui onore ancora di più a chi ha vinto la categoria Masetto, senza nulla togliere a Camilla Cuzzuol, vincitrice, e qua da dire, della categoria juniors. Ma entriamo nella finale cadette senior con Elisa Piccoli, Gloria Zorzi, Viola Magoga e Benedetta Bennacchio. Vediamo le ragazze scendere in vasca. Atlete che vanno dal 2001 al 2003, un richiamo di mascherina anche in questo caso, per cui attenzione, no? E ricordo di quello che si spera si stia risolvendo adesso in Italia. I numeri sono radicalmente diversi, certo, rispetto a marzo, e ci auguriamo che insomma non si rientri più nelle fasi complicate. Però un plauso comunque a Gloria Zorzi che in ottemperanza alle norme anti-Covid al chiuso ha tenuto la mascherina fino alla partenza. Esatto, occhialini, cuffia e mascherina sotto, un po' di difficoltà quindi a toglierla per farla scivolare dietro le orecchie, e poi la classica concentrazione pre-gara, attenzione al via, scattano dal blocco, una buona parabola in fase di tuffo un po' da parte di tutte le atlete, una bella ricerca di posizione, un po' di respirazione tardiva per questa atleta, si va in virata con in basso a sinistra l'atleta al comando. E devo dire comunque una distanza molto serrata, una gara sicuramente molto combattuta che si risolverà al photo finish e ci siamo. E chiude in testa Gloria Zorzi con 28,40, seguita a ruota da Viola Magoga con 28,43, quindi un arrivo veramente al photo finish. 3 centesimi solo tra le due atlete, una differenza esigua, quindi diciamo che rilanciano in attesa dei campionati regionali veri che ci saranno adesso a fine luglio, inizio agosto, che verranno anche come classifica del campionato italiano assoluto. Andiamo quindi a riassumervi le classifiche generali per categoria, con la categoria ragazze vinta da Aurora Masetto con un ottimo 28,38, seguono Chemello, Del Lago, Rader e Salata. Vittoria per la Cuzzuol, invece per le juniores, Camilla quindi porta a casa il titolo su Angelica Cappelletto e Marianna Trevisan, a seguire Zanon, Mattiuzzi, Groppo e Canova. Per quanto riguarda la categoria cadette abbiamo Elisa Piccoli vincitrice in 29,18, seguono Benacchio e Moscon sul podio e a seguire Bussolo, Bagatella e Cerpelloni. Gloria Zorzi invece al titolo seniores per il GIS Piazzale sul Brenta in 28,40 su Viola Magoga, Martina Franconetti a chiudere il podio e Sara Maragno in quarta posizione. Camilla, complimenti per la tua vittoria, felice di aver ripreso a nuotare. Dai, raccontaci cosa hai provato quando ti sei tuffato nuovamente in acqua per una competizione. Sono molto felice di aver ripreso a nuotare, è stata un'emozione unica, e anche il primo tuffo fatto dopo lo stop è stato uno dei più belli della mia vita, sicuramente il più emozionante. Ascolta, cosa pensi della tua gara? Sei soddisfatta del tempo? Sono molto contenta della mia prestazione, sono molto felice anche perché ho migliorato molto il mio tempo precedente e non pensavo di riuscire a ottenere questa prestazione, e è stato un po' il premio, diciamo, per tutte le fatiche che ho fatto durante il lockdown per ritornare in forma ad allenarmi. Dai, raccontaci un pochino quali sono i tuoi obiettivi a breve e a lungo termine in questa e nelle prossime stagioni. I miei obiettivi natatori a breve termine sono sicuramente riuscire a fare il tempo per i nazionali, e dopo a lungo termine io spero di riuscire a gareggiare anche in manifestazioni ancora più importanti e di continuare a migliorare. A chi la vuoi dedicare questa vittoria e perché? Vuoi salutare qualcuno in particolare? Questa vittoria la voglio dedicare sicuramente a tutti coloro che durante il lockdown mi sono stati vicini e mi hanno sostenuto, e agli allenatori che comunque hanno continuato ad allenarci anche a distanza, e poi questa
vittoria la voglio dedicare comunque anche a me stessa, perché ci ho messo molto impegno per riuscire a tornare qui. 50 delfino maschile, serie 3, serie mista, quindi categorie diverse, con Elia Rigolon, Gis Arzignano, atleta agile veloce, Samuele Rosina per il Padova Nuoto Thermal Delfini, brillante e determinato Mattia Sette, Rodigium Nuoto, atleta giovane, molto impegnato, e Stefano Michelon per il Team Veneto Centrolotto Cittadella, l'uomo che partito da fondista puro si trasforma in velocista. E questa è già un'evoluzione che è degna di nota. Un po' furbetta come evoluzione questa. Devo dire di sì. In genere, quando capisci che la mappazzone che ti devi portare a casa per fare il fondista è di un certo volume, strizzi l'occhio alla velocità e se puoi cambi le tue fibre, le tingi di bianco. Chissà che però in realtà non possa essere stata la scelta corretta. Ebbene sì. C'è stato un atleta della mia generazione che è passato da 1500ista a 100 stile liberista. Wow, chi era? Ciucci di Ah, Livorno. me lo ricordo. Come fai a ricordarti una cosa del genere? E ricordo il poster della nazionale dell'88. Sì. No, lui dell'89, pardon, di lui Bonn. era stato il giustiziere di Battistelli nei 1500 campionati italiani e qualche anno dopo si è trovato sul massimo podio dei 100 stile libero. Wow. Sempre nazionali. Aveva approfittato dell'assenza di un certo Giorgio Lamberti, però comunque gara molto tirata in questa prima serie, con Stefano Michelon però saldamente in comando, un tempo decisamente inarrivabile, il 27-26, quello con cui chiude la prima serie. Bacio al bicipite. Forse ha fatto bene in effetti ad accorciare le distanze. Beh, Chissà. effettivamente sì. Era un po' più vecchietto degli altri, perché lui 2002 effettivamente rispetto aveva al un certo 2006. vantaggio Anche quando sei anagrafico. piccolo, quando sei piccolo non ti fanno fare queste scelte, non te le fanno fare. Io ricordo di aver fatto la scelta opposta, di aver cambiato da categoria ragazzi a un regionale il 100 stile col 1500. Ah, sì, Poi ho provato fino a cadetto a fare il contrario con Ma scarsissimi risultati. Leonardo Vendrame, Andrea Loro, Alessandro Visitin e Alessandro Rizzo per la serie 2, un'altra serie mista, anche se un po' più ristretto il range di anni degli atleti in questa occasione, dal 2000 di Vendrame al 2003 di Andrea Loro, atleta estremamente estroverso. Lui invece con propensione a mezzo fondo. Questo campionato regionale non permetteva di fare distanze troppo lunghe, diciamolo. Sì, per cui no, oltre sarebbe stato 50... effettivamente anche, penso, un po' complesso da montare. Esatto. Tutto. Per cui gare che sono limitate ai 50 metri. Inizialmente si parlava solo dello stile libero e poi invece hanno detto vabbè, ma cerchiamo di andare un po' incontro a quello che è il nuoto reale e quindi dare possibilità a chi non è stile liberista di esprimersi al massimo. E devo dire che hanno fatto bene, perché comunque questa apertura ci porta a qualche cosa di effettivamente carino. Ma siamo già comunque alla finale categoria ragazzi. No? Serie 2 mista. Serie 2 mista, giusto, corretto, pardon. Serie 2 mista, con l'arrivo in virata da parte degli atleti, netto vantaggio in basso a sinistra, bello lo sviluppo della subacquea, anche se la respirazione in uscita di subacquea è un piccolo particolare che nei 50 si può andare a limare, un avvicinamento nelle ultime parti della gara, ma la vittoria con 26,55 di Alessandro Visentin. Segue comunque in effetti Vendrame a 26,75, quindi distacco minimo. Da notare effettivamente qualcuno nuota indoor, qualcuno outdoor, qualcuno con le corsie strette, qualcuno con le corsie larghe. Devo dire che anche questo è abbastanza pittoresco e carino per il progetto. Sì, c'è sempre un minimo di timore da parte di alcuni atleti di passare dall'indoor con cui ti alleni tutto l'anno all'outdoor, però questa stagione è diversa, no? Anche c'è stato un blocco molto importante. Finale ragazzi, attenzione, Tommaso Cerpelloni, Mattia Filoso, Tommaso Zuin e Gioele Dal Borgo, quindi i 4 migliori delfinisti della regione, a cominciare da Cerpelloni dello Sporting Club Verona, Mattia Filoso per Gis Piazzola sul Brenta e poi Tommaso Zuin che gareggia in portacolori della Hydros Martellago a chiudere
per Dalborgo, Idros però piscina di Vazzola. Devo dire che possiamo far notare che i ragazzi del GIS di Piazzola sul Brenta li abbiamo visti più di uno con la mascherina fino al blocco, quindi una particolare attenzione è stata data anche in questo frangente. Esatto, medaglia quindi come segnalazione, come attenzione a questo piccolo particolare. E siamo pronti a partire per Sì, questa prima finale maschile. Campo partenti, buono sviluppo di subacqueo anche per loro, attacco subito immediato, una bella coordinazione braccia-gambe, un bel apporto di tutto quello che è il tronco. Delfino che ha avuto un bello sviluppo nel corso di questi ultimi anni. È una delle istanze dove facciamo un po' fatica però in Italia a portare a casa dei talenti veri, anche se ultimamente Burdisso, seppur nei 200 metri, si è entrato nell'elite mondiale. E vittoria nettissima con un grande crono, 26,38 per Tommaso Zuin. E in realtà il resto del campo partente è stato piuttosto compatto, con 26,13 per Filoso, Cerpelloni 28,13 per Filoso, Cerpelloni 28,33 e chiude Dalborgo con 28,89. Quindi vittoria nettissima di Tommaso Zuin, una bella freccia nel Delfino. Dicevo, difficoltà è vero a proporre, però anche alcuni esponenti della velocità negli ultimi anni portati proprio dal Veneto, penso a Alesso, più e più volte. Adesso iniziamo a parlare un attimino più datato, però effettivamente Ebbene sì. Entriamo nella finale junior con Alberto Parolin per il Team Veneto Centronuoto Rosà e poi Enrico Sasso, Team Veneto Centronuoto Stra, e Michele Malievic invece per sempre Team Veneto Piave San Donà, e Daniele Ortolan a chiudere, lui senza mascherina, Team Veneto Centronuoto Rosà. Nuoto non era? Giusto. Ortolan? Ok. L'unico infiltrato in una finale, altrimenti solo Team Veneto. Grande preparazione e cura, si sale di livello, quindi... È da notare anche carino, vedi qualche atleta che effettivamente gli sale il sorriso e la risata prima di partire, vista la situazione, qualcun altro invece è molto concentrato a sistemare gli occhialini e a fare stretching fino all'ultimo. Perde un po' i piedi in partenza in alto a sinistra, in fase di controllo di volo. Il tuffo, lo si ricorda sempre a chi lo sta imparando, non finisce ovviamente quando ti slanci dal blocco, poi c'è tutta la fase aerea che deve avere un certo controllo, senza parlare poi dello sviluppo dietro. Allora, finale estremamente combattuta, grande equilibrio tra Sasso e Ortolan, si va verso la fase finale, al tocco la spunta Sasso, Enrico Sasso, campione regionale virtuale in 25,75 su Daniele Ortolan in 25,99. Beh, anche qui devo dire che abbiamo iniziato a vedere delle prestazioni di livello, sempre considerando il momento storico inedito. Una bella vittoria, un bel campo estremamente vicino, distanza minima, meno di un secondo tra il primo e il quarto, d'altronde di 50 metri le distanze, se c'è della qualità, sono appunto ristrette, però è sempre bello vedere una gara o trovare un contesto agonistico o inventarsi un contesto agonistico in un momento come quello che abbiamo passato. Finale cadetti signores con Cristian Ferraro per lo Zeus Lab Montebelluna Nuoto, e poi Alessio Gerardin Antares H2O Castelfranco Veneto, Lorenzo Menegaldo Idros Natatorium Treviso, Tenace Potente Mattia Santi, che gareggia come portacolore del Team Veneto stile libero Preganziolla. Il capitano non tradisce mai le attese. Mai è un... Mai. Viene proprio sottolineato, e vedremo se anche questa volta riuscirà a portare a casa. Esatto, capitano del suo team. Pronti a partire i ragazzi. Ultimi momenti di preparazione prima dello start. E siamo partiti. Ebbene sì, e qua notevole lo sforzo da parte degli atleti, un buon impegno, super Delfino, qua si nota veramente ad altissimo livello, attacco della virata con decisione da parte di tutti gli atleti, molto difficile capire chi potrà andare a vincere, anche una laterale in respirazione da parte degli atleti, e poi vittoria sul filo da parte di Cristian Ferraro,
pienamente soddisfatto, 23,99, chiama l'applauso della folla e riesce a regolare quindi il capitano Mattia Santi, che chiude in seconda posizione, comunque autore di un pregevole 24,69. Dobbiamo dire un grande livello, perché 23,99 in questo momento è sicuramente un'ottima prestazione, degna Sì, di nota. esatto, studente alla Georgia Tech di Atlanta, quindi un atleta che è riuscito a trovare quella via, quel filone estremamente interessante che permette a chi è sportivo poi di accedere a determinati benefit che ti fanno poi andare avanti nella vita in maniera seria. Classifica generale, finale ragazzi, Zuin, Filoso e Cerpelloni per il podio, Sudalborgo appena fuori. Finale junior, Sasso, Ortolan e Parolin sul podio. E Malievic in quarta posizione. Campione regionale per la categoria cadetti Lorenzo Menegaldo, si parla ovviamente di 50 Delfino, su Alessio Gerardin e Alessandro Visintin, quarta posizione per Leonardo Vendrame. Categoria senior invece vittoria di Ferraro con un pregevole 23,99 e argento per Santi. Allora, dici un po' cosa ne pensi della tua gara? Sei soddisfatto del tempo e della prestazione? Sono stato molto soddisfatto della mia gara, anche perché era da più o meno 3 anni che non gareggiavo in vasca da 25 metri, col fatto che mi alleno in America e gareggio in 25 yard. E è stata veramente una bella esperienza, il tempo è stato buono, ho migliorato dal mio migliore che è stato 3 anni fa di un bel po' e è stato divertente soprattutto. Dici un po', cosa è stato? Cosa hai provato quando sei rientrato in acqua dopo tutto questo tempo? Sei felice di aver ripreso a nuotare? Sono stato molto contento di ritornare a nuotare perché in quarantena fare solo allenamento fuori dall'acqua era un po' strano, devo ammettere. E le sensazioni sono state meglio di quanto pensavo che dopo essere stato fermo per 3 mesi le sensazioni in acqua fossero molto peggio di quello che alla fine sono state, quindi sono rimasto molto soddisfatto. Si ricomincia a nuotare, si ricomincia a gareggiare, ti domando anzi, cosa hai pensato quando ti hanno proposto questa iniziativa e se è stata poi divertente come pensavi. Molto soddisfatto quando mi hanno chiesto di fare questa gara virtuale perché era da tanto tempo che non gareggiavo, più o meno da febbraio, e ritornare in qualche modo a gareggiare, anche se da solo, però in maniera virtuale, è stata comunque una bella esperienza. Raccontaci qualcosa quindi della situazione in cui ti alleni, chi è il tuo allenatore, quali sono i vostri punti forti. Da quest'anno mi alleno con un allenatore che si chiama Chico, lui è brasiliano, però è da un bel po' di anni che è in America, ha allenato anche all'Università della Auburn, dove sono stati tanti campioni lì. E ce l'ho solo da quest'anno, però con lui mi trovo molto bene, già da subito ci siamo messi in chiaro quali sono i miei obiettivi, come raggiungerli e con lui mi trovo veramente bene, sa anche quanto spingermi, quanto pressarmi durante l'allenamento e sì, sono contento di stare con lui.